Un trucchetto che la coppia aveva sicuramente già messo in atto altre volte. Lei 30 anni, lui 22, entrambi provenienti dalla Toscana, con precedenti di polizia, non sono nuovi a questo tipo di colpi. Un piano che probabilmente già conoscevano bene. Sono giunti in piazza ed hanno avvicinato alcuni giovani trevigiani, hanno fatto amicizia ed hanno iniziato a chiacchierare fuori da un locale cittadino. Dopo aver conquistato la fiducia dei ragazzi, la donna, con dei raggiri, è riuscita a sfilare il portafoglio contenente 150 euro ad uno dei presenti. I due ladri sono poi fuggiti subito a bordo della loro vettura parcheggiata nei pressi del locale in doppia fila, pronta alla fuga. Ma questa volta alla coppietta è andata male. Il derubato si è accorto del furto ed assieme ad altri due amici si è posto all'inseguimento fornendo alla sala operativa della questura il modello e il numero della targa. Sul posto è giunta subito una volante che dopo un roccambolesco inseguimento per le vie della città è riuscita a fermare la fuga dei due giovani delinquenti che fra l'altro non hanno esitato a condurre il veicolo a folle velocità in direzione dei pedoni mettendo in serio pericolo l'incolumità di alcuni passanti. I due sono stati accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.